Ti volevo domandare, come è nata la primura di Rivene nata su capitale, su patrimonio orale? Ti dico Che è stata una fase semplicemente perché distinta? a Giulietto una raccolta che pretendia essere, non dico mica l'autore, ma ricordo manco più il suo nome, e a Giulietto, ma la di un caso, quella di un caso è altro che così, ecco, e basta. Non abbiamo tanto pretensione di scrittura né nulla, ma è venuta così. Dunque, negli anni 70. Negli anni 70, era tanto che cominciava a scrivere noi, a dirigere tutto questo. È venuta anche la scrittura, sta a fare, è venuta di noi, e per questo che c'è una volontà di scrittura, anche questa falsa oralità. Se lì non è mica oralità, boh, mi pretendo mica, se lì, ma voglio dire, oralità che non è mica oralità che è scritta, è un'oralità scritta, e vuole mamma. Invece che qui è l'oralità sputica, come non so mica dello già sai testimonianze di sto volume, non parlo mica di qualità, ma manco di volume. Bon, allora, dopo ciò che mi sono visto in paragoni, Allora, quando c'è, partendo da su capitale orale e diciamo familiare e moderno, quanto hai ritenuto vuole per fare su libro? non mica conto. Ho ritenuto tutto che c'era, è tu che è maior, Quanto è faccia poco? interessante, non mica conto. Poco Beh, sì, non c'è che figliolata a tavola di materia, non c'è che No, ma raccontare. guarda, No, no, ma ho voluto tenere tutto. Ho voluto tenere tutto, venerdì. vedi che c'è quantunque qualcosa che si assomiglia a una contraddizione tra il fatto di voler tenere tutto, allora, tutto un fondo orale di farne un affare scritto. C'è mica una contraddizione, piuttosto una dialettica tra due tendenze. Tutto ha fatto, tutto ha fatto. Come la spieghi? Anche una scrittura che ti dico che la specie, mica che la specie, che la abbia l'andatura dell'orale. Perché, allora, c'è tre estri in le vole di mamma, si può dire anche quattro. Una so, ciò che il francese chiama le conte de fées. D'altronde, il capitolo si chiama Maghi e Fate. Maghi e Fate è un capitolo, Maghi e Fate, questi sono anche un mago, anche incantesimi, anche le trasformazioni, bon, c'è assai a dire che vanno. Ciò che corrisponde a tipologia di leggende, no? Se voi volete, le merveilleux païen, e dopo taglio un meraviglioso cristiano, le merveilleux chrétien, che ha intitolato Angeli e Diavoli, e Diavoli, Angeli e Diavoli. Bene, di questo è un capitolo di evole che sono in giro l'uomo che ha perso la sua anima e tutti i contrasti con i diavoli. Dunque, da una parte abbiamo un mago e Vate, e da quell'altra abbiamo allora, la tematica cristiana. si d'accordo con gli analisti che dicono che ciò che viene da un fondo e fine da evole cristiane di una cristianizzazione o paganismo o mica? Allora, qui potremmo fare un'incidenza, una parentesi. Bon, una che amiamo sempre perché è interessante. E come mi dici perché hai pigliato le chiughe, ma io perché hai voluto? Questa è Aroramiti. Aroramiti, cioè Seu Sette Vilari, è un pastore che pregava davanti a una leccia. Pregava e diceva Aroramiti, non vuol dire nulla, né sintatticamente, i pronomi ancritici non sono mica soffiati. Aroramiti in francese vuol dire adore de moi, o adore moi te. E passa un evangelista, un evangelizzatore, mi scuso, un evangelizzatore, uno di quelli che cristianizzavano la Corsica. Dunque qui si pensa di San Martino, perché San Martino è stato quantunque a gran lotta contro il paganesimo e contro il culto degli alberi. E l'evangelizzatore si trattava di cacciare la Corsica dal paganesimo, adorava una leccia.
adorava una leccia, ma si sbagliava, sintatticamente si sbagliava. E quello gli dice, boh, state assente, era già, sai, largo di spirito, anche l'evangelizzatori, dice, state assente, boh, capisco che adorita Dio sotto a qualsiasi la sua forma, e la leccia è creazione di Dio, dunque continuate, ma o manco, dite come si deve, dite tarorgo. Ah, scusate. E poi l'evangelizzatore continua già a sua strada. E il pastore prova, come mi ha detto, a rogo, ma no, mica Cristo quando diceva mica, ma cioè che voca, e si rende accorre, ma quell'altra aveva fatto strada, e era di già imbarcato in battello. E quello ogni a bordo di mare o pastore. Amico, come ci voleva dire? E quello c'era il vento soffiava a belle alte, a nave viaggiava a belle alte. Che ne? Come ci vuole dire? E dite. Quello tanto che fa il pastore? Si caccia la sua casacca, a lampa a mare, e comincia a viaggiare nella sua casacca per appicciare il vattello. E si avvicina e dice, come ci vuole dire? Ah, quello dice, dite come lo vi pare, voi siete più santo che a me. Mi pare un affare straordinario. Mi pare un affare straordinario che i nostri vecchi continuano sta cosa qui, che quello che non conosceva né a Cristo, che adorava a Leccia, il predicatore stesso riconosca che era più santo che ello. Siamo, penso, all'origine di a lutta tra il paganesimo antico e i comienci dell'evangelizzazione. D'altronde c'è una manza rivolte di San Martino che so un poco, mica questa mi pare magnifica, questa mi pare proprio una delle testimonianze più rare che si possa avere di ciò che l'ha avuto, questa grande rivoluzione del cristianesimo quando è giunto in Corsica. E come a mente collettiva ha tenuto quantunque a reagire a santità pure e se forse nell'altro all'insegnamento clerico sacrato. Così no, avrei detto sacro invece di santo, forse. No, non mica detto sacro, ha detto siete più santo che a me. Bene a dire, il vocabolario di mamma, a contare ora, pensava che in termini di santità. Pensava mica in termini di sacralità, pensava in termini di santità. O scopo. No, dico questo perché c'è dell'interpretazione di Bottiglioni, parlando di Gonti o di Ragonti di Sardegna, dice appena questo, dice che finalmente c'è un strato cristiano ha completamente non solo pietato, ma annullito il fondo che c'era prima. In le vole Angeli di Auli, Uriaule, si chiama quantunque Pilutone è un nemico cattivo, un nemico satanasso cattivo che non è in mente, perché quando l'uomo che per inganno l'uomo è stato ingannato da Uriaule e ha promesso l'anima di Ucitello quando era in nascere, o dunque Ucitello quando era 21 anni parte a riconquistare la sua anima e giunge e trova Satanasso e Satanasso fa piuttosto da Dio sottoterra che da o cattivo che lampando fuoco, cioè di Satanasso ha il pensiero di stabilire il giusto di cose, dice no, ma chi va più una via amica un po' di amica rispondere l'animatore dunque non solo un nome più Plutone ma neanche gli attributi. Allora tu come vuole mamma sei cascato in vento quando tu eri giovane? Sono cascato. Giovane non ci si un mera manco minuto a dire che lo sagiscissi di cose che abbiano un interesse qualunque. È stata scrivendo che me ne sono viste, poi cercando i paragoni, dice, ma non sono mica invenzioni, queste sono cose invece. Allora, cercando i paragoni, e qui saltiamo magari durante un altro capitolo, cercando i paragoni, uno dei paragoni maior, gli estraparole.
Straparole, autore veneziano di un sedicesimo secolo. E a prima riemevole un Purcello. E beh, dopo ha giusto arrivare in San Massignon, Straparole, dunque ha avuto la curiosità, anche internet ci si può giungere, di vedere un po' come lo amminava Straparole. Un paragone di forma, curiosamente. A volare un Purcello, c'è un tema di Eros e Psiche che si trova di Apulé, dell'autore romano latino Apulé. Un sposo animale, la bella e la bête, infine, infatti c'è un principe, ma è sotto forma d'animale, e dopo l'amore fa che lo ritrova sotto forma di principe, ma ci sono cose che sono diverse, che lo vuole. Dunque, me si chiama un Purcello. Nemica la prima di me vuole, un Purcello. Si trova le Roi Port, si trova Omerier, si trova sotto parecchie forme, ma la prima testazione è Straparole. Dunque no, Straparole è un sedicesimo, dunque nemmeno Omerier. Un porcio era origine un po' di amica aveva figlioli e dice, anziché nulla, anche un Purcello. Per chi ha visto una lovia in cui sono Purcelli, è la regina dice io so comunque a sposa di un re e guarda anche un animale, anche un porco dai zitelle, non ne posso mica vedere. Anche un gannulla, anche un Purcello. E un po' di giorni dopo, ben incinta. E nasce un Purcello. Dunque catastrofa, dolo, la corte, tutto questo, ma l'allieva è un Purcello. Allora, la mamma dice mangiavano una trova risciumata d'oro e parlava tura, non gli tirava gabbini fini, perché era figlio di re o Purcello, quantunque. Dunque, ma Porcio era e Porcio stava. Di parlare manco una parola. Per Porcio era giusta, ma per figlio di re marcava male. Straparole dice, abbracciata la pietà mista col dolore, volse al tutto non come bestia, ma come animale ragionale, allevato e nutrito fosse. Veniva alla madre, le poneva il grognetto e le zampette in grembo e la pietosa madre lo accarezzava ponendogli le mani sopra la pelosa schiena. Una scenetta che a Guntarora allora giunta una varina, ciuffa, un porcio piglia si lampa, si inguaccia bene, un giorno di matrimonio. Perché dopo c'è portato perché un punto maior che dopo il porto giunta a essere maggiore, ben a dia 2 anni. ci voleva maritarlo. E dunque cercare tutte le giovanotte erano recusate, già pigliò un porcio, ma che la zia, ma dicevo che ma tirò così, un porcio è un po' porcio. Fino a che avviò la di un mulinaggio. Un re va da Parella a trovare un mulinaggio. E un mulinaggio dice Giunevardi, ma a giovanotta, dunque c'è 3 giovanotte, a prima dice no, a prima dice e poi un giorno di un matrimonio, un porcio passa e saremba a un vestito di sposa. Quello, che un porcio. E lui piglia in questo dice a tomba. Dolo in lo regno, ma come l'era il figlio di un re, non si poteva nulla. L'anno dopo, un re va a trovare un mulinaggio, dice la seconda figliola. Affaccia alla corte, gli stesso colpo e il porcio tomba la seconda sposa. Dice questo qui non c'è nulla a fare, è giunta tanta calamità in lo regno. A terza, un piglio io. E a me figliola, un piglio io, non c'è stato a già fa e si maritano. Allora, ecco un matrimonio, l'episodio di un matrimonio in dove la sappiamo, perché l'ha già fatta 2 volte, un po' c'è da andare e si è da strovenare a un vestito di sposata, soprattutto che a viola di un mulinaggio anche usa vestito di sposa di un re, figurati da tanta promozione. E giunta una varina, ciuffa, un porcio piglia e si lampa, si inguaccia bene e poi viene e si rascioleggia a un vestito di sposata. E ella, a terza dunque, che più... E ella, invece di prima, piglia un'ete o pulisce con uso vestito dicendo, allora, ci vuole che tu marchi per il matrimonio. E un porcello la contentezza si stringeva avendo
e ella urattava in capo e in fronte. Ecco ciò che la legge mi contare ora. Straparole. Venuto che fu messer lo porco più lordo e sporco che mai fosse, la sposa benignamente lo ricevette, distendendolo la sua preziosa veste per terra, pregandolo che non si coricasse appresso lei. Messer lo porco le leggeva il viso, la gola, il petto e le spalle, ed ella all'incontro la carezzava, la carezzava e baciava, sicché egli tutto d'amore si accendeva. Questa piccola scena di a sposa che accarezza un marito porco, ci sono altre forze, ma è assai simbolica. La sorgente a Puleo, la sorgente romanica. Dopo se ne trova parecchie testimonianze nella storia, si trovano anche dell'India, ma anche piccole storie, vedi, fare riugatare un ragno, che si trova anche della Fontaine, le rime e l'araignée, c'è di Bitpei, fabulista indiano, e c'è le vole di mamma. Ne ha per un detto, una che io trovo all'azzardo di emeriture in buddismo giapponese. Già, a mamma c'è di San Pietro. I buddisti giapponesi non conoscono mica né a San Pietro né a mamma, ma è una piccola storia. Perché hai messo le corte e lunghe? Hai messo tutto, perché c'era la roba anche con le corte, anche con quelle di 3 filari, come allora, c'era 6 roba, perché di tutto, tiene tutto. A mamma c'è di San Pietro, abbiamo tempo, ne va già cadigativo, in le buone in luogo più di mamma, a mamma di San Pietro, un balia nulla, ma era pistonata in paradiso da San Pietro, dunque. Quando l'amore, il Signore dice, cioè chi è l'inferno, O San Pietro, ma è mamma, dice, ma fine, dice, per stare attento, posto che tu sei tu, piglia un liprone. Dell'azione re, dell'azione buona, cerca, se l'hanno fatta una, ma una sola arriva nella tua vita e salva. E San Pietro, a bontà, e pagine di un liprone, cerca, era tutta inchiostrosa, ne parliamo. Dice una volta, c'era un zitello miserioso che passava e la sbucciava i porri, ha gettato una buccia di porro, e dice, un zitello, ha pigliato e ha mangiato. E mamma non ha detto nulla. L'ha lasciato mangiare, c'era un porro. Il Signore dice, ti avevo detto se te ne trovavi una rivora, dice, questa qui, dice, sta assente, vai, piglia la c'era un porro. Te chivi perché allunghiamo tutto, l'azione buona, l'azione cattiva, tutto chivi. Vai, e a riporgi. In fondo dell'inferno e agacci, atrai. E San Pietro, ti pare manco vero, si pende sopra l'inferno, ancora vuoi arriva un poco, che sta longa, e a mammaccia di San Pietro, s'appiccica. E tanto le altre anime che erano condannate, s'appiccicavano anche le, e lo eliminava a calci. San Pietro tanto che face, piglia e cappia la vuccia e dice che tu sia il più profondo. Ce non ne poche altre così San Pietro. Qui sa chi? La io trovo in Taïzen de Chimaru, gli tiendo un amico Massignon che mi ha rimandato a Taïzen de Chimaru, gli tia un libro, tanto era amore, ha montorato il buddismo zen, era venuta amore, e dunque gli tia un libro di Taïzen de Chimaru, e che conta sta vola, ma è appiccicata a un ladro, Naraka, che in fondo di un, non so più come si chiama, un Naraka era un ladro Kandara che porge una tela di ragno, non è più una voce di pordio, di poco mai una tela di ragno che a persona cattiva non aveva mica sfregato, la tela di un ragno, o non aveva mica rotto la sua tela. Kandara porge a mamma, in fondo di un araka che è l'inferno buddista, a terra di un ragno è la stessa, quella menava calci, dunque anche a caso Candalà. Ecco. D'altre sempre anche a Mamaccia di San Pietro, no, che vuol dire mica Mamaccia di San Pietro, era
no, era a Viciarella. Era San Pietro a Viciarella, ma San Pietro è onnisciente, il lume Corpus è onnisciente, è bravo, lo tentaccio, ma si fa sempre o Tribia, e chi, bon, vanno a trovare una Viciarella che era stata brava con Elli, e dopo l'hanno dato a ricchezza, tanto è diventata cattiva, poi è stata punita, ma era stata brava con Elli, e San Pietro dice, oh signore, cioè a ricompensarlo, il signore dice no, miope, sai, e beh, è brava, sta Viciarella, è una santarona, lasciala come la è, non gli porta mica a fortuna, guasta gente, ma mi no maestro, e beh, dici, dagli giochi buoni, e tanto San Pietro dice, beh, che tu li rendi a 100, cioè di che se la pone un granello di rano, che lo ria 100 spighe, che ognuna ha 100 ranelli, che ogni capo di spiga abbia 100, eccetera. Un calzo, 100 casperube, ogni caspa 100 ranelli, che tutto rende a 100. E infine, benevenendo che a Viciarella diventa ricca, e dopo è sicura che l'affare gira male perché quando li voltano invece dall'occhiali infine ricevono bastonate, tagliamo la corda. E beh, questa qui si trova, la trova all'azzardo, addirittura così, mica una cerca speciale, la trova all'azzardo in un Vangelo apocrifo. I Vangeli apocrifi, sai che ci sono i Vangeli canonici, i 4 Vangeli che sono canonici, vengono a dimessi da un cannone di Aesa come legittimi, e poi ci sono tutti gli apocrifi, e questo è un Vangelo apocrifo c'è sta a fare, di tutto che rende a 100, tutto che rende a 100. Ecco, dunque qui vediamo quantunque a epiche rariche del cristianesimo, posto che i Vangeli apocrifi non sono mica stati ritenuti, eccetera. Dunque, ma c'è quella, dopo c'è 6 cose dell'antichità greco-latina, una, quella di Epeterius Omere, mica troppo di buon gusto, ma la trovo interessante, voglio contare perché, che si ritrova in Africa del Nord, si ritrova in Medio Oriente, c'è un tipo che si cava una rama e posava, sì, la branche sulla quale non era, sì, il tipo posava da un cattivo capo di rama, e franca uno dice, avete la cascata, so, 20 anni che se con rama non sono mai cascato, se mica tu che mi era lì, sei già cascato, tipo dice, avete la cascata, è sicuro e certo. Il tipo continua a secare e di sicuro che si impalluccheggia. Guarda, questo è un indovino. E si lenta a correre, a richiappare il tipo, oh amico, che vuoi? La gente ti viene a cascare. Io no, sono cascato so, ma ditemi quando è amore. Oh, che ne so quanto è l'amore. Ditemi quando è amore. Dice, beh, l'amore quando io ti Sumera avrà tirato 3 pietre. Eppure. Beh, perché si cava la camera per caricare il Sumera, capisci? Allora, volta. Cioè con tu che un carico di legno, cioè che ufficio, ma allora non c'è caricato il Sumera, e poi si mette in distrada, il Sumera, lento una pietra. Sollievo, comincia a mettere viletta, a mettere stuponi, il Sumera imbuffa, un'altra. Che fa? E lui passò per la viletta, taglia un piottolo, davanti un piottolo, lo mette. O tinto Sumera incullata, si imbuffava, gricchinava, un manturato. Il piottolo sbula, gli mena in fronte, e il tipo casca secco. Ma non era mica morto, e tutto il paese era partito a cercarlo, come non lo rientrava mica, e 2 giovanastri o 3 lo trovano qua là, l'hanno tirato, facciano un cataletto e cominciano a portarlo, e a un momento dato non era mica morto, infatti non era che svenuto, ma l'hanno contato morto, catalepsia compieta, l'hanno contato morto, lo mettono dentro il cataletto e lo portano.
è un montorato come erano giovanastri, non ci c'è mica troppo eroe. Non ha un canzatoio di strada, dice, ma quando si passa? Si piglia dritta, si piglia manca. A quello non era mica morto, sente, dice, quando era vivo si pigliava 15. Si chiamava minuto, no? No. Quando era vivo si pigliava 15, si pigliano di paura, cappiano, cataliette, tanto poi muore davvero. Allora, questa qui, c'è 3 temi che non hanno nulla a che vedere. Uno, i lui prima al limite, posto che c'è a Rama che musica, e c'è quando di amore, e quell'altro quando era vivo si passava. Si ritrovano i 3 temi legati a Uribano, legati così. Dunque non è mica la psiche universale che ha legato 3 temi che non hanno nulla a che vedere. Penso io a una diffusione. Uribano è meno stonante, siamo quantunque in un'area un poco più strinta, ma vedi che siamo andati sino all'India e chi ci sono quantunque esumiglia assai strinte. Dunque io so piuttosto a pensare che lui c'è stata una diffusione invece assai dopo, attraverso il folklore italiano, sardo, cioè, hanno pigliato tutto lo spazio mediterraneo, massimo l'area italica, se vuole. Penso che assai cose possano venire in Corsica dagli uvrieri italiani, quantunque so, cose abbastanza vecchie.